Stiamo con l'assessore al turismo della Regione Veneto, l'assessore Caner, che è sempre vicino alle iniziative di AIS Veneto. Ricordiamo appunto la pubblicazione di questo grande almanacco della Regione Veneto, questi itinerari, e oggi siamo qui per un'iniziativa direi che va in quel solco, non è vero assessore? Sì, innanzitutto io vorrei ringraziare AIS Veneto per il grande lavoro che fa sul territorio. Io dico che i nostri sommelier sono degli ambasciatori non soltanto del vino, ma del territorio veneto, perché dietro al vino c'è un'identità, c'è una cultura, c'è un modo di coltivare la terra che è particolare, è Veneto. Devo ringraziare AIS Veneto in particolare per la pubblicazione di questo almanacco, di questa guida che non è una semplice guida. Rappresenta appunto il territorio a 360 gradi, quindi non discute e non parla soltanto di vino, ma di cultura del territorio, e quindi si aggancia a un altro settore importante che è quello turistico. Questa regione non fa solo produzione di alimenti, di vino, ma è un grande attrattore turistico internazionale con oltre 70 milioni di presenze turistiche. E quindi naturalmente proporre una borsa di studio, anzi 3 borse di studio proprio per narrare il territorio, va in questo solco. Aiutiamo giovani talenti a esplodere, no? Sì, AIS Veneto dimostra di non essere vicina soltanto al passato e quindi anche a grandi nomi che hanno esportato il nostro vino nel mondo, ma anche nel presente e soprattutto nel futuro, grazie a queste borse di studio che permettono a tanti giovani che amano questa terra e che vogliono fare questo lavoro di portare arricchimento non soltanto alle loro imprese, a loro stessi, ma alla nostra regione, che è quel che conta di più. Quindi un grazie a loro anche per l'impegno che va anche oltre, se vogliamo, quello che è la loro professione e il loro essere. Bene, assessore, buon Vinitali. Grazie e buon Vinitali a tutti voi.